E qui oggi a Saponara abbiamo una 500 davvero speciale, guardate che colori, e ce la illustra direttamente il proprietario Antonio Curcio. Questa è una 500 che è stata progettata proprio per la passione del caretto. Qui nella parte bassa vediamo tutte le scene di Messina che successivamente erano in bianco e nero e abbiamo dato i colori a queste scene. Qui è quando costruiranno il ponte, allora passeranno sicuramente i siciliani su questo ponte. Però prima la storia vuole che passano i caretti e dopo passa il ponte, cioè dopo passeranno le macchine. Qui rappresentano tutte le scene nella parte di sotto, tutte le scene di Messina, mentre nella parte in alto tutti i costumi siciliani. Poi abbiamo, nella parte del cofano di dietro abbiamo Scilla e Cariddi, mentre successivamente sopra abbiamo il trasporto per come avveniva anticamente con le lettighe. Nella parte di sopra è Saturno, che è il simbolo della zona falcata di Messina, e poi c'è il venditore di scope e il venditore cacurina, come la chiamavano una volta, le scope da forno, e il lattaro Cammaroto che prende il latte alla pecorella. Qui abbiamo venditore d'asparagi, da Messina e le varie scene, che questo rappresenta come se fossero le aste del caretto, mentre la parte in alto come se fosse la parte di dietro del caretto il portello. Qui abbiamo la Sicilia rappresentata in un momento molto bella. Questa è la pesca della naft che anticamente avveniva con le spugne. Sono delle stampe del 600 che poi sono state date i colori. E qui la pesca dei tonni, dei famosi tonni. Nella parte davanti abbiamo il trionfo di Nettuno e il trionfo di Eolo, che sono sempre scene dell'area messinese. Mentre nella parte di sotto abbiamo il carettiere un po' in stile malandrino e la tarantella. Qui è come se fossimo nella villa, diciamo, qua a Messina, vicino, io ho immaginato allora che ero vicino all'ospedale Margherita, e nella parte dell'altro lato è come se c'erano le Calabre. In un primo momento avevo pensato di mettere il pilone, poi ho detto io questo pilone lo togliamo e lo facciamo all'antica. Ma quanto tempo ha impiegato appunto l'artista a decorare questa Fiat 500 così come la vediamo oggi? Allora, per decorare questo 500 era impiegato 5 anni, vabbè, gliel'ho lasciata là 5 anni, proprio di lavoro. Però le parti sono rifinite tutti, vedete tutti i soggetti rifiniti. Questa 500 nasce dalla passione che lei ha per la Sicilia, l'amore per la Sicilia e soprattutto per i carretti siciliani che oggi vediamo anche in mostra qui nella piazza di Saponara. Sì, abbiamo voluto rappresentare proprio la Sicilia, questa è una parte che rappresentiamo la Sicilia. Questo 500 è nato dalla passione proprio dei caretti, abbiamo fatto questo. E poi là avete visto i caretti, molti caretti importanti della mia collezione, che fanno parte di una serie di caretti di 58 caretti, di quelli qua ce ne sono solamente 6.